Questa vaina è stata fatta con s'aggiudu de sa Regione Sarda, imprentas 2023-2024, lei regionali 22-2018, articolo 22. Amigos caros, oi pure tornaus un pari con un'altra tovi, un'altra puntata bella de Vocis de Feminas e vocis in sa musica, in su canto, in sarti. Oi so proprio ande un artista, una cantante che teneri proprio intragnas mannas entre sa musica world music, sa musica jazz, cussa cubana, cussa brasiliana, un mondo de musica in sa voce de Elisa Carta. Saluti a tutti. Salute Grazie. a tutti. Grazie ad essersi convidato in domu tua. Se sono noi in Sennori, poi tu sei nascia in Tattari, ma vivi noi in Sennori. Ma sa regina tua, mi pare che funti un pago campidanese, un pago costerina, come è questa storia? Mamma era di Urtei, Ah, una ida su Gocceano, e babbo è da Monastir. Monastir, cante Castello, dunque. Però se nasce in Tattari, come è questa cosa? Come Sono nascita in Tattari, che babbo fia da un poliziotto. Ah, dunque è stata ballata in noi in Tattari. E Cesare Ribara invece in Sennori de Mera vivi in noi, questa bella donna, c'è musica in ogni luogo, come ti rigira se fosse strumento musicale, amplificazione, d'ogni che si sia cosa, no? Prende cosa, prende. De quando è che sei in Sennori? Kimbe Annoso. Seu su noi è una puntata de ma che strana questa de oggi. Seu sempre in duso deo a regionenni con s'artista, sa femmina, vocis de femmina, se sta trasmissione così. Ma poi teniamo un'altra artista, un musicista, poi si dà a presentare lui e tutto, poi io sparsi con tu, su alcu, sa musica, sa attività, Francisco Ogana, saluti a tutti, e poi ti devo de atturare noi in pari a noi, poi è serrato su questo attovio, con qualunque cosa che teni tu, mancai a entrare sul disco, cosa snosa, questo si dà a contare. E poi mi da prassi, cominciai a conoscere, come ti facevo con questa trasmissione nostra, a entrare a sa vita e s'arti dei vocis de feminas. Tu sei nasciuto in Tattari e a Bifiungunis, finza a cali a cantannus. Ho vivido in Tattari fino a 18 anni. Però da picciocchedda ha cominciato subito a entrare sa musica, sul Ho cominciato a cantare in un coro, in una corale che si narra Coro delle Voci Bianche, Luigi Canepa. È una corale di Portumano, sì, Luigi Canepa. Questo è proprio uno dei logos a diventa musica a livello artumeda. Dunque ha cominciato un Gunis a cantare, la prima cosa che ha fatto. Come cantante. Ho cominciato, abbiamo fatto su Mefistofele, Carmina Burana, sa opera lirica, in su Teatro Verdi. Questo ma sempre come Voci Bianche? Voce Bianca. Dunque sei picciocchetta. Invece il suo conservatorio Canepa, tu hai cominciato, la prima volta che sei andato al conservatorio a studiare pianoforte, come si fa? Ho cominciato a studiare su piano classico, musica classica, e ho fatto 6 anni di studio. E poi a 14 anni ho cominciato il triennio del canto jazz. Canto jazz. Però questa passione per il jazz, come è cominciata? E noi teniamo un montone musica, ma teniamo mera musica sarda pure. Tu invece sei andata a altre parti del suo mondo a ascoltare musica. Come ti è capitato che hai cominciato a ascoltare o a bolli entrare in questo mondo del suo jazz? Sono cominciata proprio a Monastir, in saida del babbo. Fia capitata in un centro commerciale che si narraia la Corte del Sole e ha comprato una rivista e bevia un CD di Sarah Vaughan. Sarah Vaughan. E questo è stato il primo disco che ho ascoltato del jazz e mi sono innamorata di questa oga, di
de questo suono, de questo mondo. E dunque, sai, in cui cominciavo a entrare bene, a intro, poi tu hai fatto un montone di cose, poi masterclass, sei andata in Francia, a Parigi pure, a studiare, a Poi perfezionare. vivido a Parigi Kimbannoso, Kimbannoso. ho fatto una scuola di canto jazz, ho seguito una cantante che mi piace a me, e sa est italiana, si narra Laura Littardi, e ha poleato come si narra, lezioni di canto jazz. E poi ho fatto una scuola che si narra da arpeggi, e una scuola di canto moderno, e Gaia poi sono entrata a me in questo genere. E questa è stata sa carrella cosa tua, e sanda la sfianta gussa, sa dessa jazz, però tu si impari, e mi pare che in su disco, in concerti, in sa musica che vai stui, si intende in mera sono, che non funti scetti mediterranei, ma ribanta de mera logo del suo mondo. E quest'altra cosa, sa passione, conta a me, sa attenzione che teni tu, po' bossa nova, po' musica cubana, brasiliana, proprio in generale. Questa passione come te nasce, come te da spostampari con su jazz e tutto, come Tanto sa musica cubana è stata su primo gruppo che appido, è stato di musica cubana, io da che 8 anni. E facciamo su boleros, song, tutto musica cubana. E poi sì, mi sono appassionata a bossa nova, a João Gilberto, sono cantante moderno, so Caetano Veloso, Djavan, Gilberto Gil, Elis Regina. Chi è che non si può innamorare di questa musica, di questo artista di oro, quando ascolto questo suono, questa musica, questa voce, non posso che provare questa bella emozione, bello umano. Pensai che Elisa con João Gilberto ha piegato su nome e tutto, sulla lelledu cosa sua, che devo magari che uno splendido di adesso troppo bellicedo, dal Seriamo João a ICS. Contaveva che prima di entrare in questo traballo umano che ha fatto di me, tu hai su disco, non ti dà posto. Poi ti dico, ma vai a conosci bene questo traballo, si incontra, questo attopio che ha fatto tu, ci punti 10 canzoni, se mi pare, noi a intro, ma 10 canzoni che punti di adesso, potevano un bello mondo di musica, ci punti bene le cose. Però prima di arrivare a questo traballo mi ha pragi a conoscere poco sa vita cosa tua a fuori del suo palco. Poi tu sei impari a un altro artista che però non fai né bossa nova né jazz, ma fai un'altra musica Bluesman. che è su blues. Esti uno artista di Portumanno, ma non era. Noi dobbiamo registrare un concerto, infatti io calinco una cosa, con di Francesco Pino. Con i subet nasce questa cosa, questo amore con Francesco. Come è cominciato? Quando si è attuato? In su palco? Nos siamo conosciuti che abbiamo 20 anni. Siamo stati su un mese, poi basta, finito. Nos siamo rincontrati 7 anni fa. E poi si simpatici una figlia, Nora. Cantano stendi di noi. Fa che 2 anni su 20, un mese. E già si accosta da questa musica, e ti piace? Ascoltai a tu o a Francesco? Tutto. Bene, magari usate un altro artista in noi, in domo. Speriamo. Penso che sì. E dunque, una cosa invece questa attività di cosa tua, prima di arrivare a questo disco, mille cose, esperienze, festival, quali punti il luogo dove ti piace di più a fare musica o tanti donau per spregio a fare musica? Quando ti pubblico che hai fatto di adesso un montone di cose, io mi ricordo i ritmi, cosa vecchia che hai fatto tu, poteva via da un attopio di importo in Sandosu, ma tutte queste manifestazioni, si premio Faber, cosa di aici, a un è sul luogo dove ti piace di più a cantare, cioè te su teatro, sa prazza, sa rassegna, a un è che la gatta sa... Su teatro. Su teatro. Quando devo sono in un teatro, intendo come te chi via in domo mia.
Questa formazione che teni tu io, con i musicisti, come ti è? Chi ne do tu cesti? Come ti è organizzato su un certo cosa Cisco, su chitarrista meu, e isso è stato importante me perché ha fatto un triballo enorme in questo disco, ha registrato, triballato Kinsor Sonoso, Saoghe, e poi su live bestissu, sempre issu. Sempre issu. Bene, bene, bene. Questo disco tiene una distribuzione nazionale. Chi è che produce o ha un dia distribuire? Questa etichetta si narra da Maremano Records, è un'etichetta lombarda, Samanna si narra da Appaloosa Records, e Maremano Records è sa minore che si occupa da sos cantautores italianos. E questa grafica che c'è in copertina, come ti sei fatta? Questa grafica è bellissima e l'ha fatta un uomine bello, che si narra da Lino De Stefani, Issuer de Piacenza, e l'ha conosciuto pro caso in un luogo che si narra Campo de Brenzone, e io sei stata in cui fa una mostra ed io mi sono innamorata del suo triballo su. No, ascolta, è un questo genere musicale che arriva a te su me, poi è un su jazz, musica sudamericana, cubana e tutto canto, però c'è questa musica italiana pure in Sanimo Cosa Tua, cioè tu chi è che ascoltaste come te autori, cantautori, e questa musica italiana che ti ha formato mancai de pruso? Devo aver ascoltato me da esas cantones de sos anni 60, quando via minoredda, e poi mi sono innamorata de esos cantautores cussos mannos, Pino Daniele, Meda, mi piace Meda, Lucio Dalla, Fabrizio De André, sono sos principales. Hanno venuta poi. Mi pare che appunto proprio questo di importumano me di Aderos, che ho ascoltato tutto e formano di Aderos un'idea di musica che li sono lì da accostare a questo mondo. E nada, ma invece sì, in questo disco che si è registrato 2019, questo è sanno. Sì, fino a sanno della pandemia. Sanno malo, della vestimanna. E poi hai fatto 10 canzoni, 10 brani, ci punta intro, e noi ci puntiamo la collaborazione. Si cominciamo a pensare i testi, la poetica che si è scritto. E tutto cosa tua, scritto impara a Calincuno, in noi ci punti collaborazioni, Michele Pioledda, mi pare. Contami qualcosa di questo disco, di questa formazione. Tanto vado una cantone che si narra Oceano, questa è sa mia, totalmente. Proprio tutto. Sì, infatti si è scritta in italiano. Cadeo su sardu lo faeddo, però sono scritta in tattari, ho vivuto in tattari. Vi spiegare manno, però in si scuola non mi l'hanno imparata. Non la può intesa in si strada, su sardu, solo mamma mi ha fatto un sardo. Però è bello essere bilingue, naturalmente bilingue, come in Natauso. Ecco, Goceano è una cosa proprio cosa tua. Poi tu c'è bivium su Goceano, tu andavo, devo tenere una parte in Bultei, e una parte in Monasteri. In Bultei tu ci vivi, hai frequentato questi luoghi o scetti di aici? Andai a quando via minoredda. Quando vesti minoredda. E in cui e ti conta da Goceano? Conta questa esperienza così tua di Picciocchetta? Goceano narra su silenzio. Ah, bella questa cosa. Su silenzio umano, chi veste in Cusaida, in su Goceano, va a me da natura, me da sarvures. E sa gente ha un modo issoro de vivere, de faeddare, de ascoltare, vado un codice. Un codice, come te questo barbaricino, ma non è questo barbaricino, è un altro codice.
relata con questa gente, no? Capisci? Sì. Però bella questa cosa che hanno lui su silenzio, proprio a ascoltare il suono su della natura e tutto, no? Questa è una cosa bella, che poi fai penni in conca milli cose, sa? E questa è proprio una canzone, cosa dove, in modo che ascoltando in sottofondo, da Massimo Pinna, quando monta questa trasmissione, ci vuole questa cosa bella, sa? E invece sì, questo traballo un pari a Michele Violeda, che i 78 mi pare che siete bene tutti, dunque se costeremo i 78, sicuro. bene tutti. E dunque sa, con isso, che successi, è un messaggio, una cosa che ai voffi conta, uno cosa che si narra fil rouge, che pone impari tutto sul disco, c'è una cosa che ai voffi conta in questo disco, come messaggio, come vini, come ispirazioni, c'è una cosa che pone impari tutte le canzoni, o funte ognuna ha un progetto. È tutto legato, sicuramente è tutto legato. Io mi sono preguntata, ma il tenaro in questo disco, prima de esas cantones? E la risposta che mi sono data è io provo a narrare queste cose che ho vivido in pizzinia. Proprio su titolo è S'incontro, e S'incontro è una processione che si fa in tutta la Sardegna, della Madonna che incontra il Gesù risorto. In Urtei sparano pro un'ora e più quando queste due statue si incontrano. Questa è una processione che devo aver vivido in pizzinia 11 anni devo fare in cui è stata un'esperienza mega forte per me. Bello questo. E dunque, si incontra come metafora con un'ai, cose che si attoppiano tampare, che si ligano a impari, che si vogliono accappiare. È una cantone di amore. È bello questo. E mi piace l'idea di partire proprio da una cosa come una professione di sa vasca manna, quando si attoppia sa mamma con suo figlio morto, e dunque in questo attoppio. Che potete essere un uomo e una femmina. Certo. Tutto potete essere. Certo, però è bello che la gente può mostrare il suo pregio umano, si può a sparare e tutto quanto. Tu vanti in Sagostera, tu vanti in Ulia, una mera, sì. Dopo registrare un mera di questa cosa, quindi è una bella cosa. No, e con questo disco però ci fu altre collaborazioni, sì. Pacifico in tanti, sì. Con Pacifico ti fa. Pacifico è un autore manno che è in Italia e si ha scritto cantones pro della Vanoni, Gianna Vannini, Celentano, e ha scritto finza sprome. Vado una musica in una cantone che si narra Magia, su testo est di Michele Pioledda. Su una cantone che fa edda da dessa Meghina e Sogru. Un'altra delle tradizioni nostre, i tacesti della Sardegna che attui da formato de prusu, da posto come te tradizioni, questo desse incontro è una cosa che hanno che t'assinnao mera. Ci sono altre cose, su canto sardo, su canto a tenore, una cosa su canto a tenore uno vago. Ti donava grosità, di gana di controllare, di castigare, di studiare, di andare in maniera funguta a su canto a tenore. Cose. E poi bisogna. Poi in Sagostera c'è su canto a tenore pure. Certo. Vado in un gruppo che canta da tenore che si narra da Tilarica in Urtei. Tilarica. Sì. Bisogna sos poetas, sos scrittores. Io mi sono innamorata di Paolo Pillonca, quello che sia. Sì. E isso mi ha fatto conoscere un libro unico di Maria Carta che si narra da canto rituale. Sì. E da questo libro è nascita una cantone che si narra da Fisioconca, schiessa in su disco, e questo è grazie a Paolo Pillonca. E vedi che quando ci sono artisti da importo, che si attoviano, poi si torna sempre a Ismanno, con cui a remonare a Paolo Pillonca, poi messo un pregio umano, perché è stato un diadero, il 78, un poeta manno, un scrittore, un studioso,
una persona che ha fatto un meda sul mondo della cultura, della lingua e della poesia sarda, dunque bella che ha ricordato questo. E mi piace questa idea che ti ha portato a conoscere altri artisti, come Maria Carta, che è stata un'artista che ha donato un mera in porto a Sardegna, canto sardo e tutto canto, canto rituale sul libro che hai scritto issa, che in moi Clara Farina da tradusio in sardo, dunque una cosa bella, bella e tutto. Però entro in noi, in questo disco, ci punti sono su chi conosce bene lui, chi sono stui e tutto quanto, ma c'è su blues e tutto, c'è pure Francisco, no? In cari brano e contamiddo. Francisco ha arrangiato tutto sul disco, tutto da scantonese, su un arrangiamento fatto da isse. Ma ce n'è uno particolare che si intende di blues? Sa cantone Mesu Camino. Mesu Camino. Sa musica è sa sua e su testo è di Michele Pioledda. Questo è proprio una cantone blues. Meda blues. Dunque si intrendi a intro, si incontro, ascoltando su disco i 10 canzoni che ha posto. Secondo te, sa prima cosa che si può ascoltare come messaggio, i testi, su suono, sa voce, sa arrangiamenti, i tanti beni a fuori è su questa cosa che ne deve essere a pillo de bruso, secondo te. Che è questa cosa che lui a sta bolli, che chi ne ascolta sul disco tenga la possibilità di ascoltare prima. Per me è su suono de sauge mia che è fortemente legata a questa terra. Non sono chi fa da misterio, non sono profondo, chi fa da silenzio. Silenzio. Lo stare è misterio, è Samaia e tutto. Samaia e tutto. Tu però hai una cosa bella, che ti piace a fare ascoltare s'animo e tutto dessa Sardegna, con il suo suono dessa voce, con sa lingua sarda. Come è essa relata che hai tu con il suo sardo? Tu impegna può fare in modo che si questioni su sardo in noi, in scuola, in convegni, in concerti, che lei sa relata cosa tua? Mi dispiace il meda di non intendere, di non fai dare un idee, di non essere naschi dai urtei, mi dispiace il meda. De non l'hai imparato in scuola, che in scuola deo fai da ia in italiano, e sormastro fai da ia in italiano, e come minare una pruita non fai da sensato, che è difficile, non lo fai da muso. Ciccitu Masalo, un scrittore mano de Nughedu San Nicolò, naraia sia sa gente li lascia stottu, ma li lea sa limba, questa gente si identità de moridi. Se li lascia sa limba, li lea stottu, si identità resta da. Si identità sa limba. E sa limba è stottu. Sa reina, sa punguta, dunque sa attura sempre e vivi sempre, se uno conosce sa regine cosa sua e dunque sa limba cosa sua. Ma a tu tendi come te logos e palcoscenico come te idea mi pare di portare questa musica cosa tua in Nord Europa, in regioni e nazioni atteso dei noi. Come te questo progetto accademico, questa idea accademica? Mi dia piacere me da cantare pro intendisco pro sono norvegese, de cantare in lingua, pro so tedesco, di cantare in lingua sarda che arrivi di carchi cosa. Una milanesa una die mi ha dato, poi si un concerto e fiacca in Cisco e questa milanesa mi ha dato dopo ho cantato tutte le canzoni su disco in sardo, in lingua sarda e questa mi ha dato grazie che io non comprendo su sardo ma mi sono arrivata a mettere informazioni di questa terra. E io mi sono sentita gaiene. Bella questa cosa. Che è arrivato qualche cosa che è andata
chi non è legato a sperare. Non c'è bisogno di comprendere tal now, ma c'è bisogno di intendi su sono questa limba. E questa è una cosa bella. È bello che si possa da pensare in il locus onde non scinti nuda, manco forse che esiste questa Sardegna, e portare in questo locus atteso dessa Europa, la pizza Europa. Invece sì, il locus onde lui ha suonato in suo mondo e ci ha lasciato poco poco del suo coro cosa tua, che ti è piaciuto di più a suonare. Tu abbi più in Francia, però ha suonato a un di lì sul luogo a un di ha suonato che ti statura un suo coro, che ti è piaciuto di più in questa carriera cosa tua. Si c'è sti stetti un luogo che ti è staturato. Ne si stato in Tattari, su Teatro Verdi. Quando facciamo qualche cosa in domo nostra, è più... È più difficile tutto, no? Sa di a poi sapevo pensato, beh, come posso fare che si sia cosa? Bella, no, ma i italiani lui, del progetto su Moi, vota sul disco, e Moi, grazie a Dio, è già i 4-5 anni, su dunque però, Carzo Triballare, ancora in questo disco, che mi sono abbizzata che sa sidda, sa gente ascoltata e... Questo una comunicazione, se cantone se sono in sardo, devo lo a Ferrare a Ziro. E dunque se poi su progetto cosa tua, poi se traballo su tempo benitori, poi in Moi, e ti organizza una tournée, un pago de... Come sto tu de fagere? Tutto de fagere. Però non in Sardegna, poi in Moi? Devo spero la Ferrare in continente. In continente pure. Bene, bene, bene. Nada, e invece sì, in Sardegna un'auga, una delle passioni cosa tua è su tenore, tutte queste cose, ma con Maria Carta, che tu hai raccontato grazie a Paolo Pillon, che tutto canto si è ascoltato e discusso, te vegna gana di vai con ninguna delle canzoni che va di Adissa, o se tu hai fatto, o se te vegna a conca de vai, manca che qualcosa poi issa? No, cantonese no. Proitta de Maria Carta ma arrivi di Sa Femina. Deo in italiano l'unaro il pacchetto. Ma arrivi in meda scosa che non sono legata a sproforza sa cantonese. Ma arrivi sono ridate che mi narrano a terra scosa. Lui ha fatto, ti dopo domandavo, un'altra cosa da fatta invece da Pizza Fabrizio De André, questo Italia, verano non bussa, primavera non bussa, sempre in teatro. Italia questo progetto, contami. Fiat un esperimento, ha programmato artisti sardoso, vivia Claudia Crabuzza, Carlo Doneddu, Ilenia Romano, Rita Casiddu. Abbiamo fatto un tributo, omaggio a Fabrizio De André. E questo progetto è fatto in Sandro nel 2018, ma penso che dopo che torna, dopo stare in giro, in teatro, o poi Moi non... Potete essere. No, invece sì, in questo videoclip che ha fatto, non ha fatto uno scanto, ma uno devo bio prima, quando abbiamo questione di Maia, ed su proprio questo incontro. Con chi ti girato, come ti sei concordato? Su videoclip di questo incontro l'abbiamo fatto in Urtei, in Montese e poi in Saidda, in Sardo Mettasezzasa. Però si idea, sa sceneggiatura, narrare su tutte queste cose, è cosa che hai pensato tu, tutto cosa mia. Tutto cosa tua. Bene. E poi penso che di vai altro, su di filmare, su questo disco, poi questo brano. Che fare su videoclip dell'Oceano. Dell'Oceano. Bene. Ancora non l'hai fatto, non no. Hai girato, però tu tenisi già in conto. Non lo so pensando. Dunque, invece di partecipazione tu hai fatto cosa, in radio, Rai, videolina, cosa? Ti piace relata con questa radio, con questa televisione? Come è questo rapporto che hai tu con questo mezzo di comunicazione? Devono fare domeda. Sono una femmina silenziosa, meda. Come sono obbligata a fare da questo si fa noi sta samuda però come tenere a bacchi bambino
Su silenzio de sardos, non è un mutismo, è un linguaggio. Però me è gai, è una maniera di comunicare. Dunque, pago cose in radio e televisione, però bruso manca in teatro e tutto, che è solo qui a Naudui che ha un di da gatta a mello, che sa tradomo cosa tua. Dunque, in Sabbato io una cosa, commenti non vanno, commenti cosa in su calascio, Denisi, le preparai questo programma musicali, poi vai ascoltai le canzoni che ci punti noi in si incontro, ma se pensendi di preparare un altro disco ancora, te vengono già a conta? Certo. Sì. Conta sidua come ha poca idea, ma sta ancora in sa neula, non la vedo bene. Però come tempo si stavo di pensare, o canno chieni, di quando pensa sa te? Non disco. Non uscisi. Bene, quando arriva da ci sei uso. Altre collaborazioni che attenti tu ecco, questo mi piace, ma anche musicista è un pacifico, ma siete un musicista napoletano in Portumano che ha traballato, che ha collaborato con tu. Contami di questa. Si narra Ernesto Nobili. L'ho conosciuto in Sardegna, che vidi sonende che una cantante manna che ha cantato in su primo parodi Flo. E poi l'ho ido in Napoli, dopo vivido in Napoli, 15 mesi, non siamo incontrati. E in Napoli era nascita da Occhi Grigi, che è un omaggio a Pino Daniele, che ha proposto il suo disco, che ha poter fido fortemente su napoletano. È una lingua che mi piace a me. Poi una sardo, napoletano, una canzone in italiano e questo è un equilibrio che mi spieghi tu. Su nome Manno, il sicuro, sono autore, produttore, bravissimo chitarrista, napoletano, e poi è napoletano, sono napoletano. Sono punti di avere artista Manno, in ogni maniera. In questo disco in Medas, in Italia, che hanno fatto recensioni proprio pensavo a cosa che hanno tu, cosa che arriva di questo disco. E su sono dessa voce, s'anima funguta dessa Sardegna, e s'anima cosa tua. Infatti ti ho pubblicato Buscadero che hanno questa cosa che di donna da spanto è proprio questa voce funguta che tu i tenisi, che bene di dess'anima e tutto. E invece è una cosa bella che ha descritto l'unità via da che tu sei una creatura a forza di ogni meccanismo, cioè è proprio una cosa. Questo l'ha nato Pacifico. È proprio bella questa, è proprio tanto scritto in sonità, è bella questa cosa che ha tirato. Dunque tocca da ascoltare con attenzione manna questo disco, poi picai, poi arrennesci a centrai, a ascoltai e sintonizzai e indibocai proprio a fuori da tutti questi codici che nada sta lui. Chi fonti a entrare questo disco e che tocca da ascoltare con attenzione. Prima di serrare questo attopio, mi viene a piacere, tu hai fatto una cosa, mille manifestazioni, sei proprio 20 anni, insomma, che sei cantante, sei giovane, la sabbia d'Italia, mera giovane, ma già 20 anni che canta, poi ti ha cominciato di ciocchetta. In tutte le cose che ha fatto ci viene da una musicultura a Olbia, e in cui si ha fatto una partecipazione con Ilenia Romano. Con essa come te, c'è tipo questa cosa o ha traballato o ha fatto altre cose? No, è un'amica importante. Io spero di fare qualche cosa in futuro, un disco. Musica. Di appiagare, meda. Musicultura World Festival si fa ancora? Questa l'ultima volta? Io penso che chieda. Poi in noi è proprio World Music, ma una dei anima cosa due è la World Music e tutto. Questo disco non sono World, si può narrare World, proietta bada su blues, sonorità un poco brasiliana, sono
fatto un pago di tutto. Un pago di tutto, sì, potenza world music di adesso è successo un pacchetto di tutto, no? Noi ogni anno facciamo un vegno con questa fondazione Parodi e a Pizza su premio proprio poi a regionale di world music, poi di adesso, noi che siamo ogni anno di world music, ma ancora non uscivo bene sono molto manno. I tutto questi. Dunque, sa, non si poteva osservare di aici, ma tu ti vieni a concare qualcosa che ti ha da pragi a noi, a chi ad ascoltare su disco cosa tua o ad avvenni, ad ascoltare in concerto, in qualche teatro, ma che cominciai queste attività. C'è una cosa che ti piace da noi, poi serrai questo topio, chi non ti ha potuto domandare, chi ti vieni a conca. Mi dia piacere che sa gente, ascoltando sa che mia, scommente che mi sia dente a mano, ed io l'afferro in un luogo, chiesto un altro luogo, no? È su un mondo differente, è su un mondo del suo suono, della musica, da un'altra parte, un altro luogo. E mi dia piacere che sa gente si lascia afferrare. Bello. Dunque, Serisa, noi serramo su questo attoio e poi ponevo un pari a Francesco che non ti ho fatto una enuda alla Saberirari, però in voce gestione con questa chitarra. Ti fai piacere poi di fare una canzone mancare di questo disco o due se tutto si indirenicana, noi ti ascoltavo con piacere in mano a Saberirari e te si può fare ascoltare. Posso fare ascoltare Me la grana da Ruia, che è una canzone su testo di Cicitu Masala. In Sardegna si narra da quando succede di qualche cosa de mannu in negativo, si narra de falada Sadomo. E questa canzone fa da un bandito che hanno chido e sa mamma fa da chinissu e sa musica di questa canzone è di Marisa Sannia. Beh. E poi vuoi fare un'altra pure? Sì, posso fare ascoltare Fue. Fue. Fue chi narrare scappa. E su una canzone sul libretto ha poi scritto una canzone drone, scommente che un drone passa da sopra la Sardegna pro la idere da sopra. Gai Fue. Bene, e noi ascoltiamo con piacere in mano, ti do grazie a Elisa, intanto poi sta combinando sua in noi in Sennuri, e torno grazie a Francesco Ogana che noi ad suonare con Elisa Carta e a usato si torno grazie a voi noi se usaviri stasera che vendi con un'altra puntata, un'altra voce di Sardegna, un'altra domu e un'altra storia, un'altra carriera, un'altra attività. Grazie a tutti, grazie a Elisa. Grazie, e poi grazie un microfono, un gunisi, pronto, scettivo due. De falata sa turre, de falata sa domo, su valente se morto, su zigante se morto, posto a mano sin rughe, insalosa de fresi, de falata sa turre, de falata sa domo, ruia me la granata ha nadato su coro a soscane sfamidos. Tu non piangas più, mamma, assagare all'izzita commente una candela, sogros tuos, son dos fossos de luce, nieta, de faladas a turre, de faladas a domo, su valentes è morto, su zigantes è morto, posto a mano sin rughe, insalosa de fresi.
lascia piangere si stella di suo seno, a povretto e sonno, no dolo, coverrimi da terra e cantami, sannia, dararira, 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 dararira. Solo tu saria si frimmata non banotte né tie come Dio so in tue fuori da intre mie intre s'anima de un zita mia promentare mie sui come non so più su chi te ufia su chi fia su chi fia. Solo tu saria si frimmata non banotte né tie come Dio so in tue fuori da intre mie intre s'anima de un zita mia provo a mentare a mie sui come non so più su chi te ufia su chi fia su chi fia.
questa vaina è stata fatta con s'aggiudu della Regione Sarda, imprentas 2023-2024, le regionali 22-2018, articolo 22.